Amici di Scratch, ben ritrovati per quest'ultima puntata targata 2019. Ci rivedremo chiaramente l'8 di gennaio, quando oramai tutti quanti abbiamo fatto e abbiamo onorato le feste natalizie. Oggi parliamo del Mastercross, oggi parliamo di Vittorio Veneto che conclude questo challenge del mitico Giacomo Salvador, che va a conclusione di 5 tappe veramente importanti che hanno dato una internazionalità a queste belle gare. Insieme con noi c'è Martino Fruet, che ringrazio. Grazie Grazie Martino. a voi e buonasera. Tutto bene? Sì, oggi patisco un po' un mal di gambe perché è stata dura Vittorio, comunque È stata dura ci per sta, tanti. ci sta, Sì. Io una domanda che mi viene da dire: se fosse stato sabato, la domenica, ne sono stato in piedi. Sabato quando abbiamo provato il percorso era ben un'altra condizione, era decisamente dal mio punto di vista più favorevole, però c'era da tribulare. Ho visto tanta gente far più di metà percorso a piedi, non era proprio per tutti. Già è duro di per sé, ma il sabato era difficile. Il tempo influisce molto sui percorsi, perché il sabato poteva essere puro ciclocross, la domenica quasi quasi è diventato anche da biker. Il ciclocross si sa, la differenza la fa solo il meteo praticamente, perché lo stesso percorso come poteva essere Vittorio, ma prendiamo Faè che tecnicamente è più facile di tutti. Rischi di farlo tutto a piedi quando c'è il fango da 20 cm o farlo a 30 di media. Incredibile. Cioè, è incredibile. Dopo chiaramente ci sono i percorsi che tengono meglio il fango e altri no, per quello... Mi viene in mente Scorzè, tanto per fare un po' di geologia, sì, che è un fango che ti attacca. La zona Scorzè, Silvelle, dove c'è quel fango argilloso, quando c'è fango e piove tanto, quella lì è veramente difficile, anche quest'anno gli europei così, quelle zone lì sono difficili. Invece più verso nord magari riesce a tenere meglio, però... Generalmente quando si va nei prati è sempre complicato col fango. Parliamo di ciclocross, ma tante volte non parliamo dei mezzi, che sono talmente estremizzati nelle loro performance, che poi dopo la fine di una gara, a seconda del percorso che avete usato, cioè bisogna smontare le biciclette. Io bene o male, per fare un esempio, che sono il meccanico di me stesso e anche delle bici dell'Anna o della squadra, praticamente il mese di novembre penso che ho fatto più ore in officina che in bicicletta. Perché è stato un mese pesantissimo e il lunedì, se non smonti tutta la parte rotante, diciamo, della bici, quindi movimento centrale, tutti i cuscinetti delle ruote, i cuscinetti dei pedali, i cuscinetti del cambio, controlli tutto, non va più niente, quindi devi smontarlo, pulirlo e oliarlo, perché se lasci lì che si asciuga l'acqua all'interno e non tiri via l'umidità, rischi di dover cambiare tutti i cuscinetti perché si arrugginiscono subito, quindi devi farlo in tempo breve, va bene pulirlo. I professionisti o chi ha dietro il meccanico della squadra lo fa immediatamente dopo la gara, così è molto più veloce, perché più aspetti peggio è, perché chiaramente l'umidità... Una domanda che mi viene a fare: i costruttori che fanno biciclette, mettiamo da corsa, non strizzano, non tutti perlomeno strizzano l'occhio, ma affrontando le impervie del tempo, ma soprattutto mettono a dura prova i meccanismi delle biciclette. Potrebbero essere un bel test drive per quanto riguarda proprio anche la conoscenza del mezzo, anche per apportare quelle modifiche che possono anche essere sfruttate su strada. Cioè, voglio dire, il ciclocross è un grande banco di prova, non soltanto per gli atleti. Sì, no, non è proprio la stessa cosa, perché i costruttori di biciclette, siccome il motore che fa andare la bici è l'essere umano, quindi deve ragionare sulla performance, e chiaramente è come la macchina di Formula 1 che magari non finisce una gara di 2 ore, quindi se pensiamo a qualcosa, le nostre macchine, obiettivamente, la mia particolarmente, anche vecchia, arrivi a 300.000 km per fare 4, 5, 6 tagliandi. Quindi chiaramente la bicicletta, specialmente dell'agonista, deve essere performante, e la performance assoluta in 20 cm di fango va compromessa in tempi zero. Se dovessi fare un cuscinetto a tenuta stagna, magari super schermato, che magari resiste una stagione di cross, non gira più la ruota, ma non avendo 500 cavalli, ma avendo a malapena mezzo cavallo motore per farlo andare avanti, non si guarda la durata, ma si guarda la performance. Io intendo questo, Martino, nel senso che quando tu hai un mezzo performante, un po' come in Formula 1, no? C'è l'inno nazionale della casa costruttrice e l'inno nazionale del fantino, chiamiamo del pilota. Sarebbe bello esportare questo anche nel ciclocross, perché mi dà l'idea proprio che la macchina, è chiaro che ci va l'uomo. Per esempio noi del mountain bike, quando facciamo il podio, andiamo sempre con la bici sul podio. Nel ciclocross questo ancora non si fa, però effettivamente il connubio
pilota e mezzo, e nel ciclocross aggiungo anche meccanico, perché certo. quando c'è veramente da lavorare il box, un buon meccanico può fare la differenza. Certo. Quindi, Ma perché l'utente attento guarda tutto. sì, sicuro, però questa cosa non è ancora entrata perché probabilmente non ha avuto la storia così, però effettivamente il connubio mezzo meccanico e atleta è tutt'uno. E andiamo a vedere al connubio di questi numeri fantastici. Adesso archiviamo la pagina del Trofeo Triveneto, ma certamente numeri da capogiro. Adesso andiamo ad anche ad elencare gli esordienti dove Fantini vince, dove nelle donne, delle ragazze, c'è tanta roba, la Temperon che va a vincere la maglia, ma soprattutto I un numeri. grande numero, cioè si parla di crisi, ma non è una crisi quella del ciclocross, è una crisi al contrario, semmai è la crisi di portarli ad avere un reddito importante per quanto riguarda la loro passione, poi parleremo anche dei più grandi, ma adesso volevo soffermarmi sui giovani che stanno creando un grande indotto, un grande numero, tanto colore. Ah beh, quello, se penso agli ultimi anni che sto facendo il cross, negli ultimi 5-6 anni c'è stato un aumento esponenziale delle categorie giovanili, tanto è vero che per forza di cose devono sempre sdoppiare le categorie perché non si può fare una gara di cross con 150 corridori, quindi devono fare metà e metà. Incredibile. E quindi sicuramente dal punto di vista atletico non è in crisi il ciclocross, anzi è nettamente contrario, in aumento. Le gare neanche, perché in realtà sono tante le gare, e per quanto riguarda anche le gare tra parentesi regionali, comunque il livello di organizzazione, sicuramente quelli che facciamo noi sono a livello top, quindi diciamo che quello che manca magari è il contorno mediatico che si meriterebbe questo sport. Più attenzione. Per le ragazze allieve un'ottima performance anche della Venturelli, ma non solo. Mi viene in mente Cancedda, sono incuriosito da questo ragazzo che mi ha fatto un po' brillare gli occhi insieme a Betteo che guida in maniera splendida. Per quanto riguarda gli allievi del primo anno, Comprà. Questi ragazzi, io li vedo, tante volte quando voi partecipate, ma anche gli amatori, che rubano il mestiere, tanti di loro, ma i più bravi che li vedo andare in bicicletta anche tra gli esordienti e gli allievi, sono coloro che sono più attenti quando addirittura gareggiano i master. Cosa hanno da dare ancora tanto questi vecchietti, che io ho tanto rispetto? Vabbè, dopo sai, magari i ragazzini hanno anche i loro genitori, perché ne vedo tanti, Certo, sono i questo genitori. Però è sempre bello vedere prima di correre chi sta correndo sul tuo percorso per Certo. capire quello che succede. Quindi giustamente di solito adesso tipo nel Mastercross i primi a partire sono i master, e quindi è bello andare a vedere come si comportano, perché comunque ci sono certi master che vanno a livello assoluto, e quindi giustamente vedere quello che fa uno forte ti dà già una garanzia di quello che subito dopo, un'ora dopo, 2 ore dopo, più o meno farai anche tu. Quindi è giusto anche andare a vedere chi corre prima di te. Io mi incuriosisce tanto, non so, Mariuzzo, Zoppas, va bene, Locatelli, Dal Grande, quelli che hanno fatto un po' la storia, ma insieme per quanto riguarda la fascia 2, i Bonalda, Folcarelli, Massimo Folcarelli che arriva sempre nell'assoluta. Queste sono... Quello è brutto per il figlio, perché quando hai un papà che continua a vincere, poi... Ma poi c'è un punto... No, questo... sicuramente è un punto di riferimento. Ma il miracolo del elevato. ciclocross è questo, dove un Sì, sì, figlio ma- può partecipare, dove vincono anche i campioni. Sì, sì, quello è così, ma anche la mountain bike, diciamo che sono il fuoristrada in generale, è così. Dopo nel mountain bike magari corri assieme proprio durante la stessa gara, invece il ciclocross comunque quasi sempre arrivi a vedere uno con l'altro, padre e figlio, non dico nonno, perché però ci potrebbe stare anche... Tu sei ancora un'elite, potresti avere un figlio tranquillamente di 20 anni. Vabbè, mio figlio è il primo, ha l'età di tanti atleti che corrono con me, anzi ci sono già i più giovani, perché comunque hanno 18-19 anni il primo anno, e quindi... Beh, io non riesco a capire come mai non riusciamo a vendere questi brand che sono fantastici. Viene in mente un po' come Chiesa che gioca nella Fiorentina, figlio di Chiesa. Ecco, nel ciclocross No, nel ciclocross abbiamo quasi paura, no? No, beh, dipende sempre dove vai, perché vai in Belgio, il figlio di Sven Nys comunque è già portato, Certo. il figlio di Van der Poel è comunque già a un top livello, e sono sempre padre e figlio che vanno avanti. Ma là non è Però è memoria- sempre perché lo sport in quella nazione è già portato a alti livelli. Da noi comunque c'è la figlia di Bramati, per Certo. quello, cioè, ci sono però chiaramente è tutto proporzionato a quello che si vede. Bisogna dire che però a livello europeo i maggiori iscritti nel ciclocross sono italiani. Ah,
Io come questi ultimi 3-4 anni, veramente i numeri fanno paura, ma anche a livello tipo Open, è vero che un'elite che va a correre in Belgio sa già che fine farà, perché insomma il livello del Belgio si sa che è alto, quindi forse è per quello che cedono prima. Ma Però qua anche... ti uso nella seconda parte della puntata perché sono tanto curioso di sapere cosa pensi, per i nostri telespettatori, coloro che seguono il ciclocross e che sono malati un po' come noi, capiscono, sanno chi è Martino Fruet, ma coloro che insomma guardano questa trasmissione con occhio meno analitico, meno attento, devono capire che Fruet comunque è un personaggio, anche lui, storia del ciclocross, ma non soltanto, tu te la cavi strabene Diciamo anche, che sono sei più della mountain biker. bike, sono più Sì. crossista diventato negli ultimi anni, però una volta facevo il cross di contorno perché Certo, andavo più e quindi forte in hai mountain una, bike. hai una visione e anche una sintesi che credo che sia autorevole per quanto riguarda questa, diciamo così, via di mezzo, no, tra mountain bike, strada e ciclocross, ma te la teniamo per la seconda parte. Concludiamo con la fascia che io dico sempre apprezzo, stimo e sono anche grato agli amatori, con Mazzucchelli che va a vincere nella fascia 3 per quanto concerne il Mastercross. Una nota voglio spenderla per la nostra co-conduttrice che sta prendendo un meritato periodo di ferie perché, credetemi, Ilenia Lazzaro tra il campionato del mondo giornalisti e in Belgio quarta assoluta, ma continuo a ripetere, le prime 3 erano delle elite, si è laureata campionessa del Mastercross. Insomma, è tanta roba. Quello che a me dà un po' fastidio, Martino, è che proprio nel ciclocross succede questo, è un po' meno su strada, niente quasi in mountain bike. Si parla quasi sempre di quello che non c'è, perché se c'era chissà cosa avesse fatto, cosa avrebbe fatto quello che ha vinto. Questo io la trovo una cosa... Vabbè, questo, insomma, le gare ci sono, Ma e io c'è una dico, vincono classifica. quelli che ci sono. Quello è sempre stato così, con i se e con i ma ho sempre imparato anche per altri argomenti, con i se e con i ma non si fanno classifiche, non si fanno corse. Ecco, quest'anno l'Ilenia Lazzaro ha fatto un percorso incredibile, ma non perché sia la nostra co-conduttrice, per la carità, però ha lavorato tantissimo. Io Si è non applicata, avrei, lei non avrei ci neanche crede. scommesso 10 lire all'inizio stagione. Ma alla fine bisogna avere, cioè sicuramente ognuno ha il suo posto, però Certo. quando uno ha la testa per raggiungere il suo scopo, se ci crede prima o poi ce la fa, però bisogna avere molta più testa che magari fisico tante volte. Ecco, io adesso faccio una piccola pausa pubblicitaria, poi rientriamo e andiamo a sviluppare quello che sono junior, donne e quindi open, dove è la tua categoria, Abbiamo anche se un visti nonnetto UCI. volante. Quindi andiamo sulle cose grosse. Piccola pausa pubblicitaria. Ben entrati amici di Scratch. Bene, intanto grazie ancora al nostro ospite Martino Fruet, che è un ciclocrossista prestato perché lui è un biker, e adesso vorrei analizzare i dati scottanti, che noi continuiamo a farlo da anni questo discorso, perché abbiamo tantissimo vivaio, è un po' come l'Atalanta, no? L'Atalanta dicono che sia un miracolo. Ma chi segue il calcio non può dire che l'Atalanta sia un miracolo. L'Atalanta è l'unica squadra in Italia e credo una delle prime in Europa ad aver investito un pozzo di energie sui giovani. Tant'è vero che stanno ottenendo dei risultati perché i loro giovani sono coltivati proprio nel vivaio. Noi abbiamo tantissimi giovani che ci fanno brillare gli occhi già dalle categorie, non voglio dire esordienti, ma dagli allievi e poi dagli junior capisci che potrebbero determinare e determinarsi in maniera diversa. Adesso abbiamo De Pretto, ma ne abbiamo tanti, anche Brian Olivo,
Pezzorosola. Poi Ustinacchio. dopo si smette tutto. Poi arriviamo agli Open a vedere dove è il nostro brand, dove noi arriviamo col ranking. È una questione, credo, anche Ma di allora, scommessa, di tutela del lavoratore. Non vedono che là ci sia la possibilità di fare soldi, perché è giusto guadagnare qualcosa. ma quello sicuramente l'aspetto economico a una certa età influenza la scelta, ma parliamo dei giovani, giustamente. Il bel vivaio è sicuramente dovuto alle società e a tanti genitori che insistono sul ciclismo, perché comunque sai anche tu come sono le gare da cross, Certo. ci sono tanti genitori al seguito, non è uno sport per tutti, perché non sei seduto, non sei in una palestra al calcio, cioè Certo. sei in condizioni di mettere Estreme. estreme, quindi deve esserci proprio un incentivo da parte anche della famiglia sicuramente, e quindi questo è importante. La squadra deve crederci, deve essere organizzato per andare a fare la cosa, sicuramente piace, perché ieri mi veniva da ridere perché c'era un bambino che si rotolava continuamente nel fango, ma era il figlio di qualcuno che stava correndo. Quello lì probabilmente fra 3 anni sarà su una bici Sono che convinto. prova, ma stava proprio rotolando nel Certo. fango. Quindi è logico che un bambino può anche piacere. L'unica cosa è che dopo arriviamo magari in Italia che siamo troppo esasperati e portano gli atleti a altissimo livello, a livello professionale, invece che lasciare che sia solo il talento, un po' il divertimento fino a una certa età a portare il risultato. Invece sono già molto professionali e quindi si trovano a essere molto tirati all'età di 17-18 anni, che in realtà è ancora troppo prematura per il ciclismo, perché non è uno sport che puoi vincere il mondiale a meno Certo. che non ti chiami un certo nome. Certo. È difficile portare risultato e quindi arrivi lì che sei già praticamente al massimo del tuo potenziale, non hai più margini di miglioramento e magari sei già un po' stufo per fare un passo superiore perché hai già lavorato troppo prima. E lì subentra magari la difficoltà a fare sto scalino che dopo quando corri con gli Open ti tocca fare e molli prima, giustamente, perché poi è sempre quell'età famosa di 18-19 anni che inizia a cambiarti tutta la vita e tutto quanto, quindi quello è il problema che magari... Si aprono anche nuovi scenari, diciamo, di vita Diciamo corrente. che i giovani magari dovrebbero riuscire a divertirsi molto di più senza strafare come professionalità nello sport fino a una certa età, perché dopo comunque quando può diventare lo sport anche un lavoro, il divertimento deve rimanere, però la professionalità deve aumentare. Se tu sei già al top della professionalità è difficile. Tu sei ai vertici della federazione, voglio dire, un domani, ipotizziamo. E quindi hai a cuore quello che è anche l'espressione atletica dell'individuo e dare dei consigli. Adesso te la dico qua, io vedo un Depretto favoloso nel ciclocross primo anno, ha patito un po' inizio stagione, si è rimodulato e sta facendo grandi cose come tanti altri suoi colleghi. Che consiglio gli daresti se ama questa disciplina? A parte che, ammesso che io fossi il centro della federazione, non è compito della federazione, in realtà la federazione deve stare dietro il movimento, ma gli atleti sono in mano ai corridori. Certo. Chiaramente anche De Pretto fortissimo come Agostinacchi, i giovani sono forti, comunque si vede che sono forti, però anch'io ho fatto secondo ai campionati europei, ottavo al mondiale, ho fatto 2 o 3 podi di Coppa del Mondo da junior. Fondamentalmente quando tiri la riga e passi nella categoria vera, tutto quello che hai fatto non conta quasi niente. È una fortuna forse per trovare un team accettabile che ti possa supportare per andare a fare le gare serie, ma la carriera che hai fatto prima delle categorie Under 23 Elite, che praticamente è tutt'uno, Certo. conta pochissimo. Quindi in realtà se sei andato forte prima è solo una possibilità di andare in un team professionale e da lì in poi inizi a fare il lavoro. In quel caso lì, De Pretto o chi sia della situazione che vuol fare il cross, se vuole puntare al cross, purtroppo deve prendere la scelta e andare dove il cross lo fanno davvero. E quello non ci scappa, bisogna andare al nord. A meno che l'Italia non cresca anche. Da quanti anni lo dici? Questo è tanto vero come la pista. Perché anche però, i grandi, io mi ricordo, mi sono innamorato del cross quando andavo a vedere le gare che c'erano. tu non me le risparmi però, eh. No, però, Però no, è ma vero. non è, no, ma a te non c'entri niente, Però però, è è vero, vero, è vero. purtroppo è vero, però io mi ricordo, sono andato a vedere le prime gare di cross, che c'era Daniele Pontoni, Bramatti, Fabrizio Margoni, io mi innamoravo di loro quando scendevano dalla bici a piedi. Infatti tutti mi dicono perché non salto gli ostacoli, che io notoriamente in mountain bike o anche nel ciclocross, Certo. se c'è da guidare, guido bene. Ma per me l'arte del cross è sempre stata, Dici quando ero qualcosa di- giovane,
era Magico. scendere a 30 all'ora e saltare su e giù da sta bici. Questa è filosofia vera. E io rimango da quella storia, perché in mountain bike comunque posso saltare giù da dove voglio, invece nel cross preferisco far così, anche se adesso i campioni di adesso saltano tutti in bicicletta, quindi capisco che i giovani vogliono far quello. Certo. Non si vince, non si perde probabilmente lì la gara, però adesso il cross si fa così, forse per me mettere 70 cm di ostacoli e poi... Certo. perché Sarebbe è più bello retorica. vedere. Ma Però, no, capisco la filosofia, cioè questo credo che Sì, calzi sì. perfettamente per l'amore che si ha per questa disciplina. Comunque tornando al discorso principale, adesso comunque, anche se loro erano i miei idoli e tutto quanto, anche loro quando volevano fare i risultati e monetizzare i risultati si stava decisamente meglio in Italia, ma sanno benissimo che in Belgio si guadagnava, se qua si stava bene si guadagnava molto di più, non so dirti se No, per no. 3, per 4, certo. per 5. Beh, guarda, il DVV, la cosa che mi piace anche dell'Olanda, ma soprattutto anche del Belgio, il DVV prendono 25.000 euro il primo, come le donne anche gli uomini. Hanno parificato e credo che questa sia una questione, è un salto culturale che dovremmo cominciare anche a capire noi altri. E poi sarebbe facile sfruttare Van der Poel, Van Aert, che cominciano di nuovo a riprendersi in mano il ciclocross, anche se si sono fatti un po', diciamo così, hanno fatto qualcosa di importante anche su strada, però non ne scordano il primo amore, sono dei fari ed è per quello che dico, se ci crediamo tutti, arriviamo a capire perché certe donne, come l'Arzuffi, che sta facendo grandi cose, è andata a imparare in Belgio e comunque credo che perlomeno giustamente alla fine tira qualcosa e dice mi rimane qualcosa, perché possiamo parlare anche di spot pubblicitari. Al nord sono degli autentici fenomeni, sono dei No, beh, allora, uomini è e logico donne. che al nord escono i fenomeni perché praticamente penso che il 90% della popolazione da bambino provi a fare quello sport lì, quindi è logico che il bacino di utenza è più alto, escono solo i talenti esclusivi. Anche qua ci sono, il problema è che dopo arrivi a un certo punto che devi confrontarti con loro che comunque fanno altri percorsi. C'è stato l'altro giorno un signore che mi ha detto Vittorio Veneto, hai mai visto un percorso così duro? Per carità, qualcuno li si vede, Ma sì. ma in Belgio sono tutti così, Anzi, perché se peggio, non è certo. così c'è la sabbia e quindi Certo. siamo da capo, quindi è durissima. Se tu non ti alleni a fare quelle gare lì, quando arrivi lì cosa fai? O ti trasferisci lì, fai solo quello, e dopo hanno una filosofia che comunque... Quest'anno c'è un momento in cui passano professionisti sulla strada in Italia, una ventina di corridori, c'è un record. Io sono un po' preoccupato del fatto quanti rimarranno e quanti si pentiranno, e poi andiamo sull'altro discorso, e quanti di quei talenti forse se avessero creduto di più in un'altra disciplina come il ciclocross o il mountain bike avrebbero potuto ritagliarsi una fetta di popolarità. Allora, se passi da neoprofessionista da giovane, entro 2 anni puoi tornare ad andare ancora forte, dopo dipende sempre da come va le cose, però sai, non puoi mai sapere come va a finire. Ho sentito tanti campioni del cross, campioni veri, parlo di Stibar, Lars Certo. Boom, gente pesante, che comunque hanno insistito per tornare a fare il cross, e anche Lars Boom stesso, che insomma ha vinto un mondiale, non è che uno qualsiasi, ha detto che tornasse indietro il cross più o meno l'avrebbe comunque tenuto. Certo. Adesso per carità ci sono i due fenomeni del momento, Van der Poel e Van Aert, che esaltano questa cosa, però io credo che comunque cambiare drasticamente una vita dove hai fatto 4 o 5 mesi addirittura, perché se lo fai tutto fai quasi 5 mesi di cross, a tirarlo a zero, anche il fisico che è abituato magari dalla Certo. vita a fare almeno un po' di sforzo d'inverno, magari un po' lo senti. Poi chiaro, se vai dall'altra parte e vinci tutto quello che puoi vincere, non ci pensi neanche più. Per fortuna quelli che vincono tutto quello che possono vincere. Però comunque alla fine ti manca, perché è anche uno stile di vita il Ma io cross. credo che sia giusto essere un po' più moderati, nel senso, uno può fare ciclocross e può fare anche la strada. Sicuramente, Anzi, però la scelta magari tante volte non è neanche dettata dalla persona, da Certo. tante cose, però alla fine uno deve sempre mettere sulla bilancia le due cose e vedere cosa guadagna e cosa perde, quindi poi decidere, no? abbiamo parlato della Lechner e dell'Arzuffi che comunque si stanno ben comportando, top 10, nel DVV abbiamo visto le top 10 Sì, vanno forte. con la cronaca di Elenia Lazzaro sullo ormai sport. sono anni Anzi che vanno Elenia, facciamo i complimenti e tutte le persone che ti vogliono bene ti fanno i complimenti, perché andare ad Eurosport a commentare non è cosa da poco e quindi noi siamo molto orgogliosi del tuo percorso. Ma detto questo, parliamo
che al DVV ci stanno insegnando intanto che i protagonisti sono i corridori, perché in ogni momento tu trovi una telecamera dedicata, ma questo fa parte di una passione estrema per le immagini dove il corridore è il protagonista e non l'organizzatore. Qui in Italia dobbiamo fare alcuni passi avanti e farci anche qualche domanda. Ma detto questo, voglio arrivare alla parte per concludere la nostra trasmissione su Bertolini. Io ti chiedo un parere personale, poi è chiaro che quello che fa Bertolini è giustificabilissimo e ognuno fa quello che vuole. Secondo te può essere un po' pentito di aver abbandonato il ciclocross? Ma in realtà, prima di tutto, non visto l'ha, che adesso non l'ha abbandonato. No. Lo ha ripreso facendo un filotto di tante gare, andrà a fare esperienza di nuovo necessaria per trovare il ritmo alle prove di Coppe del Mondo, però fermo restando che Dorigoni sta facendo una straordinaria stagione, però al sentore che sia ancora il numero uno nel ciclocrossismo italiano. Vabbè, insomma, la maglia tricolore che ha addosso chiaramente vorrà dire pur qualcosa. Vuole dire qualcosa sicuramente. È quello che ha dimostrato, quando sta bene, di tenere il passo dei primi 10 al mondo, che è tanta roba perché comunque vanno. E quindi sicuramente per adesso è il numero uno. Chiaramente i giovani che crescono ci sono, e l'altro campione italiano appena sotto di categoria è Dorigoni, quindi è giusto che anche lui arrivi, perché è logico, insomma, dai, almeno quei pochi che abbiamo. Poi avevamo anche Coledani per quello. No, ci sono. Dopo Coledani quest'anno ha portato a casa magari un po' di più in mountain bike, e quindi ci crede più. Poi quando c'è di mezzo le Olimpiadi, sai, ognuno deve fare alla fine della stagione una riga. Io credo che Bertolini quest'anno, alla fine della stagione di mountain bike, sia arrivato veramente stanco, ma perché comunque aveva fatto anche tutta quella di cross, aveva fatto un po' come faccio io, che ormai ha 40 anni. Ma tu puoi permetterti. Posso permettermelo, anche perché non devo puntare ai mondiali, ormai non devo fare niente, quindi devo solo divertirmi e portare a casa. Ma un tuo parere personale, Martino, perché tu sei, bene o male, quello che può parlare più di tutti. Potrebbe essere... ho un punto di vista come tanti altri. Questo, sì. Lui secondo me è arrivato stanco e ha detto: faccio meno ciclocross, perché comunque non ha detto non lo faccio, sta rientrando adesso, si è preso una meritata pausa da azzerare un po' il fisico, rientra tranquillo, senza troppi impegni psicologici, quindi senza tante coppe del mondo, ne farà una, due, punto finale italiano, siccome poi anche il preparatore è lo stesso che aveva Marco Aurelio Fontana, quando faceva gli appuntamenti grossi, lui faceva così, fa quel mese lì che magari ti spara lì 15 corse, vedrai che ne vince anche, rischierà di fare anche magari qualche bella prestazione, chiaramente poi perdi i punti UCI, parti dietro, quando vai all'estero farai fatica, e punterà a fare questa Olimpiadi, che insomma i posti sono 3/2, quindi dovrà fare anche una grandissima stagione, Martino... però era costretto a fare questa scelta, e comunque non ha abbandonato il cross. Questa è la cosa che voglio ribadire. Sta correndo, sta onorando la maglia, perché comunque ci tiene, e io sono convinto che tempo 1, 2, 3 gare vediamo che andremo la classifica a Schio vedremo tante sicuro, perché anche ieri Dorigoni è andato fortissimo, sì. Però lui ha fatto tanti errorini, che non è perché ha appena iniziato a correre alle bici nuove, ha fatto la squadra apposta per lui con bici nuove. Io a Fae ho visto una cosa deve prendere straordinaria, il feeling, no? Riusciva a recuperare quello che altri avrebbero perduto nelle ripartenze, ha fatto qualche errore su quella, però vuol dire che il fisico è già abbastanza non ho mai pronto. Visto nessuno recuperare tanto così. No, però ti dico, cioè, lui ha un palmarès che sai che dove può arrivare quando sta bene. Ma tu, Martino Fruet, un tuo parere, lo vedi più ciclocrossista o più biker? Io lo vedo più ciclocrossista. Anch'io penso la stessa cosa. Cioè, a livello mondiale, per quello che ho visto, anche se ha fatto delle gare mondiali, per la carità. Però quello che ho visto fare nelle gare dove andava forte nel cross, per adesso non l'ha ancora fatto in mountain bike dal mio punto di vista. Io lo vedo più, diciamo così, più appassionato nel ciclocross. Appassionato in tutti e due, quello sì, sicuro. Però tanto di più. Per adesso direi che è più crossista che biker, però è veramente molto vicino, perché come dici tu anche con le Dani è molto simile. I gemelli Braidot. Però loro hanno già dimostrato che nel mountain bike di fare risultati pesanti. Ecco, noi come per esempio prendiamo Kees Baumer, che è il più forte biker che abbiamo, nel cross lo vedo proprio male, perché lui non ha quell'agilità del crossista, anche se guida bene, potente, però farebbe fatica sicuro, perché fisicamente è un trattore che spinge, però se c'è da ripartire, infatti nelle XC, quelle lì, le XCC che fanno prima, quelle da 20 minuti, fa sempre fatica a fare risultato, perché è troppo una sparata. È tanto diverso il mountain bike dal ciclocross, però il ciclocross è anche molto attinente
alla mountain Quello bike. ma il ciclocross diciamo che è attinente anche alla strada, il mountain bike però questo è sì. diverso sicuramente e questo si vede anche tipo nel passaggio di categoria, tipo quest'anno mi sono trovato il primo anno di quest'anno di vari Toniati, Certo. Leone, Pescarmona, Bergagna, cioè vanno tutti forti, infatti gli ho fatto anche i complimenti a Toniati l'altro Certo. giorno. Ma il primo anno del cross è molto più facile che fare il primo anno del mountain bike. Mountain bike, 3 anni da under 23 prima di iniziare a prendere quei Sì, primi è ci dura. vogliono, ma cambia poco, perché il cross country adesso è molto arrivato vicino al ciclocross, una volta era ancora peggio. L'ultima domanda, siamo in chiusura Martino, tu vedi uno, io sì e lo spero, poi dopo bisogna vedere le muse ispiratrici, le sirene, potrebbe essere che in questo momento stia tornando un nuovo Pontoni, che per me Pontoni è un po' il faro degli ultimi anni recenti, di quello Io che ha potuto ripeto, fare. ho visto sto primo anno e anche, mettiamo dentro anche l'anno scorso, il primo anno era Certo. Fontana del caso, che insomma, metti dentro lui, arriviamo fino ai junior di adesso, De Preto, Agostino, anche quelli lì. Diciamo che questa generazione la vedo veramente, veramente competitiva. Però ripeto, per come sta andando adesso il livello delle gare di cross in Italia, dovranno decidere di fare le gare a Alzare nord. l'asticella, sì. Prima o poi devono farlo perché se vogliono veramente credere a fare i grossi risultati E qua devono subentra la farlo. federazione che dovrebbe dare anche una mano d'aiuto. Penso. Federazione, gli sponsor, Certo, cioè certo. tante possono essere tante le soluzioni, però per come sta andando adesso, cioè, in Italia crescono bene, ma poi il salto è lì. Non O c'è lo niente. fai o non lo fai. Per adesso sì, e non c'è niente da fare. Bene, io Martino Frue ti ringrazio perché tu non sei un Grazie a voi. campione soltanto sulle biciclette. Lo abbiamo detto ripetutamente in questa trasmissione, sei stato un po' colui che maggiormente ci ha appassionato e ci ha fatto anche trasmigrare la passione del ciclocross, perché tu sei questo, porti una passione non alla tua grande età, perché ce ne frega niente, tu hai 40 anni, anche Buffon li ha i 40 anni, ma portare 40 anni in sella vuol dire essere grandi uomini e noi ti auguriamo tutto il bene e ti ringraziamo di Grazie. essere stato con noi. Grazie a voi. Comunque Eh, il segreto è solo divertirsi a fare quello che si fa, il perché segreto. se no Il segreto è soltanto divertirsi. nessun lavoro è bello se non ti diverti a farlo. Sono d'accordo. L'appuntamento è per l'8 di gennaio, perché anche noi ci prendiamo una pausa, ma tutte le gare le potrete seguire su By Channel, sia quelle di Scorzè e quella di San Fior prima, quella di Scorzè, quindi abbiamo San Fior il 26 e il 30 di dicembre quella di Scorzè appunto, e quindi tra By Channel, canale 214 di Sky e poi dopo la ripresa con la nostra trasmissione l'8 di gennaio vi renderemo conto e poi dopo avremo Bibbione e la conclusione a casa di Pontoni, anzi DP66. Grazie, buone ferie, buone feste a tutti, un buon Santo Natale e viva Dio, fate il presepe, fate l'albero perché sono le nostre tradizioni e soprattutto fanno felici i bambini e anche poi gli anziani come me, che si sa, si diventa un po' fanciulli. Grazie, caro Martino, Grazie a voi, arrivederci. e buon Natale. Altrettanto.